Alessandro Cupisti, c'è un po' di amarezza per quanto riguarda questo passivo che è un po' troppo severo, io vedo, per quanto riguarda anche la vostra prestazione. Il 3-2 io l'ho definito un gol fantasma perché chiaramente dall'alto si è visto male e lì è un po' stata la svolta della partita, direi. Diciamo che abbiamo tenuto per una ventina di minuti, abbiamo fatto quello che volevamo fare. Dopo purtroppo alcune disattenzioni le paghiamo caro, però i ragazzi ci hanno provato fino in fondo e questo deve essere il modo di poter giocare anche le altre partite, quelle che contano. Opportunità ce ne sono state perché siete andati indipendentemente da tiri diretti, anche in altre occasioni c'è stata la vostra possibilità per far gol e quindi diciamo create molto, però come dici sempre te dall'inizio del campionato è lì, no, che bisogna essere cattivi tra virgolette, però è nel DNA ormai di questa squadra e speriamo di arrivare in fondo, insomma, nel migliore dei modi, com'è l'obiettivo, insomma. Sicuramente sapevamo che col Bassano era difficilissima, però i ragazzi sono stati bravi a interpretarla. Adesso bisogna prendere le cose positive per andare a Montebello e lì giocarci, lì non c'è alternative, è come quella partita con Novara, servono 3 punti e vanno fatti 3 punti. E allora in bocca al lupo.